Jackson, Tedesco, Salvido, Mastromanno, Rossi e Meloni. Al passaggio sarà suono della campana e ancora un giro. Campana, abbiamo in testa Negrello. Torna sotto l'atleta dell'Alto Ceccato. Qua bisogna vedere chi ha distribuito bene le energie. Ancora Negrello in testa con Coppola, che si è fatta minacciosa alle sue spalle. Negrello e Coppola. Torna sotto anche la treva dei pattinatori di Spinea sulla rettilinea d'arrivo, ed è Coppola che passa davanti a Negrello, poi Tedesco, poi via via tutte le altre. Chiude con il numero 58. Partita regolarmente la seconda batteria, ed è l'atleta dell'HP Padova che si è portata in testa. Al passaggio Campana e ancora un giro per queste piccole atlete che dovranno distribuire bene le energie per coprire i 600 metri di distanza. Campana in testa. Tutto sommato ancora compatto, la gara si fa da ora in avanti, vediamo chi è più agile, vediamo chi si indurisce, ed è l'atleta di casa della Vangadina Menà che si è portata in testa sotto il tifo incessante della Torsida. Da chiudere per il numero 24, il numero 15. Ale, partite con l'atleta dell'HP Padova che si porta in testa, seguita dall'atleta del gruppo Rosmo di Noale. Manpreso in testa con Senatore in seconda ruota. Al passaggio Campana e ancora un giro. Allunga mentre perde un paio di passi Manpreso, ritrovando poi l'equilibrio. Gara solitaria per Senatore che al suono della campana ha fatto un cambio ritmo interessante e va a chiudere il 10-332. Allora, arrivate tutte, ecco anche la numero 5. Partiti, ed è la piccolina di Scaltevigo che si è portata in testa. Allora vediamo passare sul rettilineo in arrivo, chi prende la campana.
l'atleta dell'Arte Ceccato che cerca posizioni. Martina Onestrelli, eccola all'interno, bella l'azione dell'atleta dell'Arte Ceccato che va a chiudere in 1:09:069 ed è il miglior tempo senza dubbio alcuno. Partita la prima batteria dei giovanissimi maschi, allora andiamola a vedere questa lotta, sarà battaglia con l'atleta di Legnago che si è portato in testa. Vediamo se sarà Riccardo a prendere in testa la campana. L'atleta di Legnago, Gamarin ancora in testa, sostenuto dal pubblico amico, dal pubblico di casa, si presenta solitario e va a chiudere in 1:11:84. Abbiamo ancora atleti in gara, facciamo chiudere. Questi si sono fermati a raccogliere fiorellini. Liberare la pista, liberare la pista. Facevo l'imitazione di Tacchini. Eccoli che si presentano sul rettilineo d'arrivo, Campana ed è all'interno l'atleta del Schiavigreve di Rovigo, Dario Previato. Non passate!